Si chiama Hangar 78 ed è una scuola di pasticceria voluta da un'azienda alle porte di Padova, leader nel settore degli stampi per l'industria alimentare. La scuola è nata da un'idea con la proprietà, il titolare Dario Martellato. Insieme abbiamo realizzato questo progetto che ci sta dando enormi soddisfazioni e abbiamo voluto in primis soddisfare le nostre esigenze interne, esigenze ovviamente aziendali, e poi cercare di andare oltre e quindi raccogliere in questo grande contenitore quale hangar i nomi più importanti sia della cucina e soprattutto anche della pasticceria. I corsi riprendono a partire dal mese di ottobre e possono vantare qualificatissimi chef come Denis Dianin, il nostro chef AMPI, che inizierà con un corso sulla prima colazione. Poi avremo da quest'anno, ci vogliamo regalare dei nomi internazionali, fra tutti cito il più grande, che è Christophe Michalak, che sarà da noi il 22 ottobre con un corso in esclusiva solo Hangar 78 e soprattutto in esclusiva italiana. Che formazione garantisce Hangar 78? Ma sicuramente allora a livello amatoriale una formazione dove si cerca principalmente di fornire quelle che sono le nozionistiche base su tutte quelle che sono le tecniche di cucina, come anche l'ingredientistica, quindi entrare un po' più dentro quello che è il concetto dell'ingrediente e abbinarlo anche ad un concetto food and wine, quindi associandolo a qualche buon vino fornitoci dal nostro sommelier Ice. A livello professionale sicuramente una formazione più in un'ottica di grandi laboratori di pasticceria, di riduzione dei tempi di produzione e di ottimizzazione ovviamente di quelle che sono le risorse a disposizione.